Siamo a Caprera, vuoi farci un lancio per favore, raccontarci come si vive qui a Caprera? Bentrovati, nuovo appuntamento di Die Pro Die e noi oggi siamo qui a Caprera, alle mie spalle il monumento nazionale dedicato a Garibaldi, il museo dove lui tra l'altro ha vissuto per un po' di tempo. Da Caprera anche per ricordarvi le aperture di questo museo tutti i giorni del mattino durante l'inverno e poi durante l'estate invece l'apertura dalla mattina alla sera per far ammirare il posto dove Garibaldi visse. Ma da qui ci trasferiamo dalla parte opposta della Sardegna perché andremo a Cagliari a visitare una fiera importante, la fiera di Ospitando la Sardegna, dove si parlerà di cucina e non solo. A Cagliari, Ospitando la Sardegna, prego. Siamo a Cagliari, siamo alla fiera campionaria di Cagliari, ci siamo trasferiti qui per un appuntamento importante, Ospitando la Sardegna, con noi il presidente regionale della Federazione Cuochi Sardegna, Elia Saba. Buongiorno. Buongiorno a voi e benvenuti qui a Cagliari. Dunque, questa fiera è la seconda come commerciale, la terza invece, la terza edizione. Molta soddisfazione in quanto questa è la prima fiera in Sardegna per quanto riguarda il settore turistico alberghiero, di cui la Sardegna è ricca di professionalità e di alberghi, e il turismo sappiamo bene che è la principale fonte in Sardegna. Siamo soddisfatti, dicevo, come aziende presenti qui in Sardegna e come presenze, perché stiamo superando 5.000 presenze al giorno, insomma sono dei numeri altissimi per una fiera che dura 4 giorni. E siamo all'interno di questa grande fiera a Cagliari, naturalmente in compagnia anche dell'associazione Cuochi della neoeletta provincia della Gallura. Buongiorno vicepresidente. Buongiorno a lei. Buongiorno anche a lei presidente. Che succede quest'oggi? Mi racconta. Oggi è una giornata particolare perché siamo qui a Cagliari appunto a presentare i prodotti del territorio, i prodotti della Gallura e i piatti naturalmente della Gallura. Come potete vedere qui davanti abbiamo diverse cosette buone, appetibili e adesso le faremo anche assaggiare. Quanto è importante per la vostra associazione e per la Gallura essere qui presenti in fiera? È importantissimo perché innanzitutto è un far conoscere ulteriormente quelli che sono i piatti e le tradizioni della Gallura e poi è un ripercorrere la storia. Quindi storia vuol dire tradizione, quindi insomma vuol dire l'epoca passata. Da Cagliari nuovamente qui, Caprera, io sono con Francesca Hervatin anche per ricordarvi l'appuntamento del giovedì col Pool Bar. Sarei sempre la direttrice, naturalmente. Che succederà questa settimana? Non lo sai, vabbè, non lo sai. Sorpresa. Sarà una sorpresa. In realtà questa settimana un grande spazio dedicato ai bambini, uno spettacolo tutto di bambini, quindi giovedì ore 21, naturalmente 5 Stelle Sardegna, naturalmente Pool Bar. Intanto l'appuntamento per quanto riguarda la cucina e per quanto riguarda Ospitando la Sardegna, a domani, sempre dalla Fiera di Cagliari. Ciao! Come già detto, domani si ritorna in fiera a Cagliari, ma prossimamente le telecamere di Die Pro Die nella città della Maddalena. Tra gli ospiti il sindaco Angelo Comiti. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima puntata. Bene, Die Pro Die anche con gli amici di Cagliari che fanno un bel saluto dalla Maddalena.